E vorrei ringraziare anche tanto Maurizio Rosio perché Enel fa delle attività in questo ambito grazie anche a una storia che parte insieme, una partnership forte con la federazione, con la Federcarne e quindi con la federazione poi anche nazionale dei macellai. Io vi dico solo pochissime cose. Tutti abbiamo vissuto questo periodo del coronavirus, sicuramente i comportamenti che ci sono ad oggi non saranno i comportamenti dei consumatori di ieri. Sicuramente sono in atto in questo settore dei grandi cambiamenti da tempo. Noi sappiamo benissimo che oggi noi mangiamo circa 60 kg di carne in più di quella che mangiavamo negli anni 60. Nel 60 mangiavamo 20 kg, oggi ne mangiamo 80 kg annui. Sicuramente però abbiamo anche degli altri dati che ci impongono una serie di valutazione. Il consumo di carne in Italia, a differenza di altri paesi, è caratterizzato in maniera positiva da una serie di cose. La prima è che il 30% dei prodotti che noi consumiamo sono prodotti locali e di questi ulteriori un 20% sono prodotti con certificazioni e quindi le certificazioni sono DOP, IGP e quant'altro. Quindi siamo di fronte a un sistema che, di mercato dove i clienti cominciano lentamente ad assumere comportamenti diversi rispetto a quello che è stata un normale consumo della carne. Anzi, per certi versi stiamo tornando verso un sano comportamento della nostra tradizione e questo richiede comunque interfacciarsi con un mercato con modalità diverse. Sicuramente quello che è stato tutto un ambito digitale finora è stato parzialmente distante, scusatemi, anche dalle macellerie, dalla distribuzione, e questo non possiamo che prevedere che in qualche forma, come avviene in tanti altri settori, entrerà molto di più. Siamo di fronte a un mercato, che ce lo dicono i dati, dove i consumatori comunque chiedono prodotti qualitativamente diversi, e soprattutto in certi ambiti, perché sappiamo benissimo che da una parte abbiamo una grande distribuzione dove la scelta del consumatore è molto basata sul prezzo e per fortuna, questo lo dico, le scelte qualitative avvengono anche in altri luoghi. E quindi complessivamente siamo molto attenti perché il nostro compito è quello di formare anche i lavoratori del futuro, tenendo conto delle cose che stiamo cambiando. In questo rientrano anche questi percorsi che stiamo facendo. Quindi io lascerei anche la parola all'assessore e vi ringrazio tantissimo anche per il tempo che state dedicando a questo momento e spero per voi sia fruttuoso. Grazie mille Giorgio, grazie di cuore. Ringrazio anche Sandro Dal Piano che in una chiacchierata sabato mattina mi aveva detto che ci sarebbe stato questo incontro, questo convegno e volevo portare il mio saluto, dichiarando innanzitutto il mio amore totale per la carne, quindi sappiate che sono di parte assolutamente, dichiaro pubblicamente in ogni occasione. Strappo un sorriso perché il mio veramente è un cenno di saluto e un apprezzamento per due cose. La prima perché ENAIP è sempre molto, uso un termine gergale, avanti, cioè guarda comunque quello che accade poi e forma oggi per guardare al poi. Perché il mondo della formazione professionale, io sono molto felicemente assessore regionale di questa formazione professionale, perché è ricca di spunti, spesso non solo anticipa, ma forma operatori di settore, consumatori, perché quando parliamo con i nostri ragazzi, in generale, noi formiamo un diritto alla cittadinanza che è fatto di consapevolezza. Quindi il fatto di avere delle scuole della formazione professionale molto attente a ciò che accade nel mondo, ma anche capaci di guidare quello che sarà il cittadino consumatore, serve a tutti noi per avere degli interlocutori domani molto meno portati solo alle mode. La terza è che Sandro Dal Piano in particolare investe molto in termini, e quindi è anche di comunicazione, perché quello che ci ha restituito Giorgio Sbrissa con alcuni dati è significativo, cioè è significativo che oggi il consumatore italiano e non solo prediliga qualità, prediliga originalità, prediliga le storie che vengono raccontate, la narrazione che viene fatta,
professionisti capaci di vendere emozioni e non solo la qualità di una cosa, perché questo dobbiamo fare noi oggi, per riposizionare noi stessi, posto appunto la tragedia che ci ha colpito e lo sguardo che dobbiamo avere per il futuro, sapendo che abbiamo una grande identità, una forte identità, e su questo dobbiamo investire. Allora, il mio è veramente una buona augurio. Il mondo della formazione professionale ha bisogno di continuare a interloquire la vivacità che porta poi a dire anche dell'utilità della formazione, perché interloquiamo con i mondi produttivi più vivaci, quelli che vogliono venire a parlare con noi, interpretiamo i fabbisogni e formiamo il futuro. Allora, l'augurio è di un buon lavoro, di riprenderci tutti, di tornare a sorridere senza la mascherina, perché oggi sorridiamo tanto con gli occhi, ma sappiamo tutti che quando dobbiamo anche vivere delle emozioni nelle relazioni, non è che possiamo continuamente essere spaventati, perché questo è incongruente con la volontà e la bellezza della vita, ma più professionisti avremo capaci di vendere questo tipo di emozioni, più riusciremo a trovare della normalità, magari anche arricchita da qualche esperienza. Abbiate la consapevolezza che interloquire con ENOIP è una certezza, nel senso che c'è una solidità professionale di chi fa formazione in maniera molto attenta e capace. Io vi auguro ogni bene, spero veramente di venire a trovare ciascuno di voi, perché come vi ho detto sono un'appassionata. Buon lavoro. Nicola, credo che prenderai in mano tu la cosa, ma credo che anche una parola, prima di arrivare poi ai nostri colleghi formatori, una parola a Maurizio Ambrosio sia importante. Buongiorno a tutti. Diciamo che questo argomento odierno è uno dei due capisaldi di quello che Federcarni sta facendo e vuole fare in questo momento. Uno dei messaggi che continuamente noi stiamo negli ultimi 2 anni e oltre è proprio questo, che non esiste lavoro di macelleria senza la cultura del lavoro che stai facendo. Questo cosa significa? Significa che non basta più avere la cognizione fisica di quello che stai vendendo, perché la domanda è cambiata, la domanda dei consumatori è cambiata, le paure dei consumatori sono molto cambiate e quindi è necessario sempre di più essere in grado di sapere quello che c'è dentro in quello che stai vendendo. E questo secondo me è un aspetto fondamentale. Lo è soprattutto da quando nascono le grandi problematiche, le grandi crisi sull'alimenti, sull'alimentazione, sul mangiare, sul cibo che mangiamo. E quindi in questi momenti la competenza, che però è una competenza più forte rispetto a quella del macellaio tradizionale di 10 anni fa, vince anche sul mercato. Io credo che la dimostrazione anche in questa occasione del coronavirus, benché non fosse un problema diciamo legato al prodotto, all'alimentazione, ma comunque è una situazione che ha ingenerato una paura nelle persone e come sempre succede ha portato le persone ad andare più frequentemente e anche a riscoprire il macellaio, proprio perché è un riferimento a cui tu ti affidi, è un momento di comunicazione a cui tu dai fiducia perché lo ritieni un personaggio che sa quello che ti sta vendendo. Ecco, questo deve diventare vero, al 100% vero. E quindi noi stiamo facendo anche questa gara che facciamo con i giovani, che però io insisto molto, lo dico sempre, non deve essere ridotta alla semplice capacità manuale, visiva e diciamo anche sportiva di quello che si sta facendo, ma deve proprio essere un momento anche per imparare delle cose in più, delle cose che oggi sono fondamentali. Noi non siamo medici, non lo dobbiamo diventare, però un minimo di cognizione su quello che crea o non crea questo prodotto lo dobbiamo avere. Soprattutto dobbiamo, ne parlavo
l'altra sera col dottor Capalbo dell'allevamento piemontese, e noi crediamo fortemente che questa comunicazione fra chi produce e chi vende deve crescere in modo esponenziale. Da loro dobbiamo avere la certezza di avere un prodotto sano che non ha veleni al proprio interno, però noi dobbiamo anche essere in grado di saper riconoscere e distinguere e far riconoscere e far distinguere questa differenza. Questo è un fatto fondamentale anche proprio per l'agricoltura, secondo me, perché nel momento in cui tu sei un tramite e hai la cognizione appunto di quello che stai vendendo, è un vantaggio sia per chi produce che per chi vende. Quindi per me il discorso della scuola, di tutte le scuole che noi purtroppo non riusciamo a rendere nazionali, nel senso della diffusione, non della scuola in sé, ma non riusciamo ad avere una diffusione di una vera scuola su tutto il territorio. E quindi da sempre siamo felici di appoggiare gli amici di Padova, che invece hanno avuto la capacità e la forza di creare questa scuola che sta creando tutti gli anni delle figure preparate e che comunque andranno anche sempre più preparate per quello che dicevo prima. Bene. Okay. Ringrazio il dottor Arosio. Oggi, insomma, quello di oggi è il 15° webinar che ENEP fa. Abbiamo iniziato il 21 aprile, stiamo toccando un po' tutte, diciamo, le tematiche che sono care ai nostri corsi che facciamo. Ormai è un appuntamento fisso, bisettimanale, il martedì e giovedì, ormai siamo sempre collegati e abbiamo affrontato un po' tutto. Oggi è un webinar molto caro a noi perché tocca l'argomento della macelleria che vede ENEP comunque protagonista. Abbiamo avuto la fortuna, insomma, di avere l'amministratore delegato di ENEP, il dottor Sbrissa, l'assessore Donazzan, il presidente di Federcarni, Maurizio Arosio, quindi insomma abbiamo iniziato con persone importanti. ENEP fa corsi di macelleria da circa 10 anni e in particolare ha un corso che è il nostro fiore all'occhiello, uno dei nostri corsi fiore all'occhiello, che è la qualifica di macelleria, che è l'unico corso a qualifica, quindi con un riconoscimento ufficiale che c'è in Italia. Quella di quest'anno attualmente, la settimana prossima, lunedì, partono i primi stage dell'8ª edizione e dall'anno scorso, proprio dall'aprile del 2019, abbiamo inaugurato anche il laboratorio proprio presso la nostra sede di Padova. Negli anni precedenti invece avevamo un laboratorio, diciamo, in un'altra parte, quindi avevamo un laboratorio nuovo. E lascio invece la parola ai veri, diciamo, protagonisti del webinar di oggi. Noi abbiamo la presenza di un maestro macellaio che è Lucio Zulian. Lui è titolare di una delle più storiche macellerie di Padova, in particolare di una macelleria che si trova sotto il Salone, che per chi non lo sapesse è un po' un fiore nell'occhiello della città di Padova, perché sotto il Salone è il mercato coperto più antico d'Europa. È da circa 800 anni, quindi non da ieri, che è presente questo mercato storico, dove sono presenti oltre 50 negozi che non coprono ovviamente solo la macelleria, ma un po' tutto quello che è il bene, diciamo, al consumo. Chi non è di Padova, io lo consiglio veramente di fare una visita, perché è una chicca. Come contraltare, perché la macelleria poi negli ultimi anni si sta un po' sviluppando, abbiamo coinvolto anche Davide Saretto, che è un nostro chef. Davide è in ENEP da 3 anni ed è praticamente per la sede di Padova il nostro docente di riferimento della ristorazione, però diciamo che ha una tradizione importante. Intanto fa parte, per chi non è della zona magari dirà poco, ma
chi conosce un po' la zona, insomma, la famiglia di Davide è dal 56 che è nella ristorazione, perché hanno aperto una importantissima trattoria della Riviera del Brenta, che è l'Antonia, e quindi è un ristorante, una trattoria di famiglia. Ma poi lui negli anni non è stato solo, diciamo, a Padova, ma ha girato il mondo. Ne parlavo prima con Davide per avere un elenco, proprio, ho chiesto, mi dici tutti i posti che hai girato? E a un certo punto ho detto, va bene, bastano quelli che mi hai detto perché sono troppi. La Thailandia, Kazakistan, Hong Kong, Armenia, Ucraina, Liberia. Quindi noi abbiamo questi due protagonisti, io cercherò con loro di interloquire e di mediare con voi su questo argomento, che è la macelleria e l'evoluzione, insomma, della macelleria. Diciamo, Nicola, io volevo sicuramente fare partire il nostro Lucio, che è responsabile un po', diciamo, anche dell'istruzione ed è presente da molto tempo con noi, però mi collego direttamente arrivando dalla ristorazione, cioè nel senso che noi cuochi, ok, dobbiamo sempre formarsi tutti i giorni, perché noi non siamo macellai. Partiamo da questo presupposto qua. E il ponte che ci unisce e che ci serve lo fa in questo caso proprio anche la nostra scuola, perché forma delle persone che aiutano sì a non dimenticare la tradizione, a l'arte soprattutto della macelleria, che dalle nostre parti è famosa non soltanto per taglio delle carni, ma immaginiamo la cultura del fare i salami, del fare tutta quella serie di prodotti che noi siamo diventati famosi in giro per il mondo. E poi questo cosa serve a noi? A noi serve come guardare il futuro con completezza. Dunque la scuola non è rivolta soltanto alle persone semplici, ma una scuola è rivolta anche e soprattutto a noi professionisti o cuochi, come me in questo caso, che si vogliono riformare e formare quotidianamente, perché vediamo che il mondo della macelleria, anche a livello internazionale, è in grande ascesa ed è sempre più popolare. Si parlava l'altro giorno che escono tecniche nuove tutti i giorni, e io penso che questo sia importantissimo, avere le persone competenti in macelleria, in ristorazione, nel ponte, e le persone che vogliono comunque riqualificarsi e cercare anche una possibilità di lavoro nuova. Tra l'altro lo sappiamo benissimo che il lavoro del macellaio poi è molto richiesto, è un lavoro che è difficile, per carità, ma di facile cosa c'è nella vita? Non è neanche il cuoco, non è facile fare il cuoco. Dunque di conseguenza io penso che sia un motivo, uno stimolo. Speriamo che anche con il coronavirus, tra l'altro, qualcuno ritorni un po' al passato, dico io, e riscoprire questi bei lavori che secondo me poi sono anche poco descritti, sono poco pubblicizzati, ma in realtà hanno tanta storia dentro. Io ricordo quando ero piccolo e assistevo mio nonno, faceva i salami con il maiale, per noi era una festa. Adesso è una cosa quasi non sentita quasi più, ok, in casa si fa poco, quasi niente, però è anche bello appassionare i ragazzi giovani, e io penso che la scuola che abbiamo noi è soprattutto strutturata con gli insegnanti che abbiamo di lunga storia, sia un inizio per tanta gente. Ecco, noi stiamo promuovendo questo. Un attimo solo, poi passo al nostro amico Lucio. Un aneddoto, racconto una storia dei ragazzi giovani che l'anno scorso hanno fatto un periodo, ragazzi giovani, dico il primo anno che abbiamo noi all'ENAP di ristorazione, abbiamo scelto dei ragazzi, anzi hanno voluto loro, e hanno fatto un paio di giornate, 3, in macelleria con i nostri istruttori più bravi che abbiamo. Praticamente sono stati talmente entusiasti e non sapevano neanche loro che esisteva una professione così specifica rispetto al cuoco, tanti che poi che quest'anno ci hanno chiesto dai che riprendiamo. Abbiamo un po' interrotto, ma sicuramente ritorneremo a farli. Lucio, mi senti? Se mi sentite io sono presente. Ecco, perfetto, adesso ci siamo. Io passo la parola a te che vai nello specifico delle carni e poi magari relazioniamo un po' anche con Nicola. Sì, perché poi anch'io ho un paio di domande da farvi, un po' di curiosità. Certo. Prego Lucio. Allora, buonasera a tutti, vi ringrazio per avermi coinvolto, è un onore anche per le persone che sono collegate e per il Presidente, soprattutto perché è una persona che stimo tantissimo.
Allora, beh, che dire, la professione del macellaio è in continua evoluzione, come diceva appunto prima il Presidente, non possiamo pensare di fare i macellai di 10 anni fa. Come tu presentavi il posto, Nicola, dove io sono, è un palazzo, tanto per dare un po' un inciso di dove opero, è un palazzo del 1200 con 2 gallerie e 2 sottoportici che in totale fa un totale di 80 negozi, 80 attività in centro storico a Padova, per chi non fosse di Padova, e diciamo che è abbastanza variato le merceologie, perché ci sono bar, ci sono gastronomie, ci sono macellerie, pescherie, c'è un po' di tutto, diciamo così. Soprattutto l'alimentare. Adesso con queste nuove evoluzioni del mangiare take away si è aggiornato, diciamo così, anche questo grande complesso commerciale si è un po' aggiornato. Ecco, per quanto riguarda, diciamo, la macelleria, siamo in continua evoluzione, siamo passati dalla macelleria tradizionale al pronto a cuocere e siamo passati dal pronto a cuocere al cotto, perché tante macellerie sono passate alla gastronomia, al prodotto pronto cotto da portare a casa e mangiare, diciamo così. Noi nel nostro posto non possiamo ancora farlo perché siamo molto vincolati al palazzo, alla sovrintendenza, alle belle arti, di conseguenza certe cose non le possiamo fare. Però ci stiamo evolvendo con delle cose sempre più specifiche, sempre più attente al pronto, e per poter, diciamo così, aiutare la massaia, aiutare chi va a casa dal lavoro e appunto in questa maniera dare un servizio maggiore. Diciamo così che mi collego con quello che diceva prima il Presidente, bisogna dare al cliente un servizio di quello che sta mangiando, nel raccontare e nell'essere sicuri di dare una cosa positiva. Diciamo così che la gente ha capito, il cliente ha capito che andare dal negoziante, ma non solo di macelleria, anche andare da quello che vende i formaggi, avere un rapporto di confidenza è alla gran lunga migliore come qualità, come servizio e come portare a casa un prodotto che porti a casa quello che ti serve, porti a casa un prodotto che sai che è stato raccontato e di pregevole qualità. Qui prima di farvi 2 domande vorrei anche insomma salutare Damiano Chiesa, che è qui presente, perché non dimentichiamoci che il corso di macelleria è, diciamo, quello che è la scuola veneta macellai, perché alla fine dietro al corso che stiamo realizzando c'è questo marchio che è stato creato quasi 10 anni fa, che è appunto la SVEM, Scuola Veneta Macellai. C'è anche l'importante presenza, anzi più importante, fondamentale presenza di Erit, senza la quale noi non riusciremo a fare i corsi. Lucio è uno degli associati di Erit ed è uno dei docenti del corso, ed è grazie a tutti i professionisti che vengono coinvolti che abbiamo ormai questa tradizione, perché, come dicevo, dal 2012 questa di quest'anno è l'8ª edizione e sono stati coinvolti oltre 100 ragazzi, io li chiamo ragazzi, in realtà si passa dai 18 fino ai 50 anni, di persone che provengono da tutta Italia, perché pensate che è pur vero che la parte del leone la fanno le persone del Veneto, ma ci sono state persone che sono venute
dal Trentino, dalla Sicilia, dalla Lombardia, dal Friuli, dall'Emilia, dalla Campania, dalla Calabria, dall'Abruzzo, quindi comunque come vedete da tutta Italia vengono per partecipare a questo corso, perché come poi vediamo, volevo un po' così fare queste domande anche a Lucio e a Davide, capire anche quanto poi la formazione è importante, quanto è importante la formazione sia per chi vuole aprire poi o lavorare nella macelleria, però negli anni noi abbiamo avuto anche molti partecipanti che erano cuochi e quindi che hanno comunque, nonostante avessero già una loro professione, hanno voluto comunque affinare le loro tecniche per conoscere meglio il mondo della carne. Quindi volevo chiedere a te, Davide, quanto è importante per un cuoco poi conoscere il mondo della carne, i tagli, l'animale, tutte le varie tecniche che ci sono alle spalle? Beh, Nicola, se non conosci la cosa che stai cucinando, non iniziare neanche a metterti a lavorare. Cioè, prima devi sempre sapere cos'è. E guardate che non è facile, perché anche noi che siamo in cucina spesso confondiamo la materia, perché se non sei una persona che si forma continuamente, non hai, a volte fai degli errori proprio perché non sei formato. Cioè, nel senso, se uno ti dà un girello, uno scamone, un roast beef, un cuoco deve essere preparato, però vi do dei dati, non so se lo sapete, ma effettivamente noi cuochi, soprattutto i cuochi giovani, che più spesso adesso sono, diciamo, stanno lavorando in delle strutture dove sono in pochi, dove comprano tanti semilavorati, ste capacità qua non le hanno sviluppate, però non ti permette di crescere, Nicola. Dunque, di conseguenza, andarsi a formare tutti gli anni, e noi soprattutto cuochi nella carne, è un plus, ma ci deve essere, ma deve essere fondamentale per il ruolo del lavoro di cuoco, soprattutto in un periodo dove la carne è in continua ascesa. Guardiamo che le grill house, barbecue house, sta moda che arriva dall'Inghilterra, dall'America, dry age, e potrei stare qua fino a domani, sono tutte cose che arrivano dalla macelleria. Si parlava l'altro giorno delle lunghe maturazioni, non hanno inventato niente gli inglesi, lo faceva già mio zio in macelleria, le lunghe maturazioni, loro la chiamano dry age, noi la chiamavamo la lunga maturazione della carne in cella. Addirittura c'erano anche dei canoni una volta che si dovevano rispettare, adesso non lo so, però dai 20 ai 160 giorni, ti faccio un esempio, quello è un sistema che sembra nuovo, ma in realtà noi in Italia l'avevamo già da sempre. Porto anche l'esempio quando ero in Russia. Sono andato a prendere la carne, hanno preso una mucca, una vacca, chiamiamolo così, e mi hanno tagliato una fetta. Ma come una fetta? Io voglio una parte, ma noi non siamo capaci. Noi non sappiamo che in Italia abbiamo un bagaglio culturale, di esperienza e di formazione sulla macelleria, che abbiamo veramente pochi concorrenti al mondo. Cioè, gli americani e gli inglesi conoscono 5-6 tagli. Noi ne conosciamo 30 minimo, ma da quei 30 poi ne nascono ancora di più. E poi c'è l'arte del coltello. Se sbagli a tagliare la carne, non la cucini più bene. Se non la conosci, non puoi creare una tartare. Dunque, sono tutte cose, e vi dico, possiamo stare qui per 3 giorni a confrontarci, ma se non ti formi, se non sei sul pezzo, se non entri in una macelleria, se non stai vicino alle persone capaci, queste cose qua non le saprai mai. Si possono leggere nei libri, ma restano fine a se stesse. Dunque io penso che la formazione, soprattutto andare in laboratorio, come diciamo noi, e noi siamo della scuola del fare, dunque lo sai bene meglio di me, è fondamentale, è fondamentale. Lucio, allora, so che a te la parola dry age non ti piace, no? No, so. No. Comunque non posso che darti atto su questa cosa, e vorrei che il Presidente mi confortasse, nel senso che una volta si diceva appunto che un buon cuoco deve essere un bravo macellaio, e senza nulla togliere ai bravi cuochi, che ce ne sono tantissimi. Io ho compiuto da qualche giorno 60 anni, e da 45 che frequento la macelleria, ma che frequento anche i ristoranti.
perché fin da ragazzo andavo in cucina a portare la carne, a portare il pollame ai cuochi, ed erano dei veri macellai, i cuochi che erano capo cucina, lo chef che era in cucina, era un gran macellaio che ti sapeva dire tutto quello che si doveva fare con un pezzo di carne, con un pollame, con un prodotto aviconicolo, ma lo sezionava, lo tagliava come un macellaio. Allora, quello che è la formazione viene fatto dalla scuola, sì, ma è un'infarinatura che gli si dà e che dopo si deve organizzare per quanto riguarda il lavoro nel campo vero e proprio. Cioè, gli stage che noi facciamo in concomitanza scuola-lavoro, che attiriamo quei ragazzi che formiamo con la scuola, il laboratorio della scuola, che dopo li portiamo nelle varie macellerie, non sono come gli stage che fanno nelle fabbriche o nelle aziende che gli fanno fare fotocopie. Cioè, i ragazzi che sono stati da me a fare formazione, a fare lo stage, gli davi il coltello in mano, gli davi da fare i preparati, magari quelli più semplici, i primi giorni, e dopo partivano con le hamburger, partivano con varie cose, ma devi lasciarli lavorare, devi fare sì che mettino le mani in pasta, veramente ci mettano le mani, e lasciare anche un attimo di campo libero. Se vedi che ha la volontà di fare, devi lasciare che provino, che inventino anche qualcosa. E qua vorrei che andare un attimo su un altro argomento e dire al Presidente che faccia leva sui vecchi macellai, che lasciano un po' il campo ai giovani, magari a figli e nipoti che però non li lasciano lavorare perché ma voi non capite niente. No, la macelleria si è evoluta, la macelleria deve cambiare. Il macellaio è diventato psicologo del cliente, perché deve ascoltarlo e capire i bisogni, capire le voglie, capire cosa gli piace, ancora prima che lui inizi a parlare. E questa è l'evoluzione della macelleria, perché ormai la qualità, sì, cercare sì la qualità ovviamente, perché è la prima cosa, però devi andare anche spaziare su altre cose, spaziare sul coccolamento del cliente. E dopo il macellaio deve essere anche un po' cuoco, un po' gastronomo, perché deve insegnare anche come fare, ovviamente cose semplici, non cose elaborate come fanno gli chef, però insomma le cose più semplici di base, insomma. Beh, guarda, intervengo io. Il piatto più famoso che abbiamo noi in Veneto, famoso in tutto il mondo, è il carpaccio. Più facile di questo penso non serva neanche un bravo cuoco, ma un buon macellaio che ti dia una buona carne. Lo riscopriamo poi. Guardate che i piatti più venduti sono le tartare attualmente, secondo i dati, e i carpacci. Dunque, se non abbiamo un buon macellaio che sa da dove la provenienza della mucca, cosa ha mangiato la mucca, come si è nutrita, ok? Perché la mucca da latte è da latte, da carne, insomma, ma nella scuola poi queste cose qua vengono insegnate molto bene ai nostri ragazzi, però dico, la semplicità è sinonimo di buon gusto in terra veneta, dunque soprattutto, ma penso in tutta Italia, dunque a volte sì, cuochi sì, ma prima penso inizi proprio dalla macelleria. Il discorso che prima faceva Davide della stagionatura della carne, e da noi siamo sempre stati abituati a farla, la frollatura, e in Alta Italia si faceva in una maniera, e nel sud ovviamente con le temperature che ci sono hanno cominciato adesso. Io sono andato in Puglia 4-5 anni fa e sono entrato in una macelleria e ho visto la carne frollata. Ho detto, ma come la carne frollata voi? Sì, ho detto, però mi arriva dal nord, perché voi siete abituati con un altro tipo di frollatura, e cominciano adesso a capire che la carne frollata è migliore perché rimane solamente il succo della carne, la parte di acqua va via nel tempo e la carne è migliore. Dunque questa cosa che è diventata di moda adesso per noi è una normalità, diciamo così, specialmente in Veneto.
Lucio, io volevo chiederti una cosa. Prima parlavi, diciamo, di lasciare spazio anche all'innovazione dei giovani macellai, ma secondo te è anche importante che ci sia che anche chi ha già una macelleria faccia della formazione, faccia degli aggiornamenti? Io sto battendo da anni che il macellaio deve essere formato, ma non formato nel senso come deve tagliare la carne, perché credo che se uno non sa tagliare la carne ha già chiuso macelleria ancora prima di aprirla, però formato nelle migliorie che si possono fare oggigiorno, cioè nel senso che, come dicevo prima, ascoltare il cliente, le nuove preparazioni, i nuovi sistemi di assemblare carne con altri prodotti, perché diciamo così, non è che solo carne, solo formaggio, solo frutta e verdura, no, cerchiamo di abbinare le cose insieme, cerchiamo di adoperare i prodotti più al naturale possibile, senza andare su salse, barattoli e cose così. Cioè, cerchiamo di evitare queste cose, perché il macellaio deve fare un piatto oggi e lo stesso piatto magari lo ripropone domani, ma quello di oggi è diverso da quello di domani, perché se usa i prodotti freschi, i prodotti naturali, le ciambelle non riescono sempre col buco, questo voglio dire. Chi era collegato prima dell'inizio del webinar, c'era uno slideshow con un po' di immagini. Adesso vorrei, così, mi fa piacere rimostrarle a tutti. Sono i nostri ragazzi con i nostri docenti mentre fanno il corso. Questi, come diceva prima Lucio, sono l'inizio di quello che è le prime armi di quando si cominciano a fare i preparati, perché appunto lo sviluppo del macellaio, vedete anche da questa immagine di adesso, lo sviluppo del macellaio è anche quello di fare i pronti a cuocere. So che poi è anche una delle specialità della bottega di Lucio, no? E poi, così, giusto una piccola parentesi, la bottega di Lucio, poi magari mi corregge, siete in tre, perché c'è Lucio, c'è suo figlio che è Riccardo, però sì, poi c'è anche uno, Jacopo, se non ricordo male il nome, che è stato uno dei ragazzi che ha frequentato una delle prime edizioni del corso, e Lucio, che dall'alto della sua, diciamo, ha visto l'occhio lungo, quando l'ha visto ha detto questa è una persona in gamba, e poi l'ha voluto con sé nel suo team e quindi è un suo collaboratore. Ma veramente due parole, poi magari vi saluto anche se va via ancora l'audio. L'amico Zulin ha detto delle cose di grande saggezza, ma quello che io sto notando invece è che purtroppo sia per quanto riguarda il nostro lavoro, ma in parte anche per quello che riguarda i cuochi, è che si stia puntando molto sull'esagerazione, no? Lui giustamente dice, io sono milanese, quindi per me la cultura della frullatura è come, che ne so, è come quando vai in bicicletta, no? Cioè, da tutta la vita vai in bicicletta e sai che devi andare, come si fa, sai che pedali. E quindi la frullatura mio papà l'ha sempre fatta, e oggi invece stiamo vivendo una fase anche in questo ambito di spesso di forti esagerazioni, che a mio avviso sono anche abbastanza inutili, no, rispetto alla necessità e al valore della frullatura in sé, alla mutazione delle alcune cellule, eccetera, eccetera, e quindi la scomposizione, insomma, tante cose che sappiamo. Ma e questo anche per le preparazioni, no? Si arriva a dei punti di fare delle preparazioni dove purtroppo, secondo me, non sappiamo alla fine cosa vuol dire mettere insieme certi ingredienti, cioè dovremmo avere una conoscenza maggiore
per fare certe cose portate anche all'eccesso. Per questo dico che la formazione è fondamentale su queste cose, perché tutte queste cose in più che oggi ci sono fanno parte di una cultura che è nuova e quindi va aggiornata. È vero, non sarà nuova per noi del nord, è nuova per quelli del sud. Le preparazioni adesso loro sono a 1000 e noi forse le abbiamo anche già un po' abbandonate quasi 15 anni fa, no? Cioè si è ritornati molto alla tradizione nei nostri negozi. E quindi tutte queste cose vanno governate, questo voglio dire, e si possono governare, perché se non si governano diventano pericolose, e si possono governare esclusivamente attraverso una formazione continua, che non è necessariamente detto che uno debba passare le serate a studiare dei libri, no? Però il confronto, la partecipazione a tutti gli eventi che le associazioni, che anche i vostri corsi fanno, sono fondamentali. Cioè uno deve imparare a dedicare del tempo a queste cose, perché sono parte del proprio successo sul lavoro, non di aver letto un libro in più, ma del successo nel proprio lavoro. E questo credo che lo possa confermare il mio collega, che ha un'esperienza lunga, sicuramente poco meno della mia, credo. Comunque, grazie mille, perché non vado via, ma era solo perché magari va via ancora l'audio, dove posso salutare. Volevo ringraziare e salutare tutti quanti, è stato molto interessante. Sì, non dimentichiamoci che il presidente Arosio, l'ho scoperto l'altro giorno, in realtà non è solo presidente di Federcarni, ma ha una sua attività, ha un suo negozio storico a Milano, quindi non è una persona, diciamo, che ha una carica istituzionale vasta, quindi sa di cosa sta parlando, ecco. Sì, penso di sì, insomma, almeno in parte sì, ecco. Non si sa mai tutto, questo è impossibile. Ok, no, grazie. Infatti devo dare atto al Presidente, appunto, in quest'ultima parola, che non si sa mai tutto, anzi, cioè, c'è sempre un tutto da scoprire. Come dicevo prima, sì, le preparazioni, però non andiamo agli eccessi, cioè i 120 giorni, i 130 giorni di frollatura non servono a niente. Noi che abbiamo qualche capello bianco, sappiamo che quando hai fatto 30 giorni di frollatura, adesso col tipo di carni che non sono più carni solide come una volta, sono più che sufficienti. Una volta, quando c'era la macellazione di una mucca che era stata in stalla, che aveva i 3 anni, 4 anni, dovevi frollarla per 40 giorni, 50 giorni, ma aveva una tenuta diversa, aveva un grasso esterno che era 2 dita, di conseguenza potevi anche farlo benissimo. Adesso, quando vedo certe cose su degli scaffali con queste celle moderne, questi armadi per la frollatura, che sono praticamente dei roast beef mummificati, perché sono portati all'eccesso, io dico, cioè, andiamo oltre al commestibile, perché credo noi da buoni vecchi macellai certe cose non le capiamo, insomma, sono portate all'eccesso, come la preparazione. Cioè, sì, io dico sempre la preparazione, però nei dovuti modi, e assicurandosi che si sta lavorando bene, cioè essere sicuri che si sta lavorando bene, perché la prima cosa è la pulizia, il tenere bene, tenere in ordine tutte le cose e lavorare con criterio, perché stiamo preparando prodotti da mangiare, di conseguenza siamo sempre nell'occhio del ciclone, e dobbiamo fare un passo indietro e pensare che quando stiamo preparando una cosa è come se la mangiassimo noi. Io mi immedesimo sempre su questo quando sto preparando una cosa, cioè se la mangiassi io, se la mangio io, mi va bene come la sto preparando, sì o no? E allora so come mi devo comportare, se aggiungere o togliere certe cose, insomma. Ottima interpretazione.
Vedo allineati, quindi Assolutamente. Giuliana e Rose sono assolutamente allineati. Beh, credo che l'esperienza di tanti anni, se uno ha lavorato bene, credo che sia questa, insomma, se no, come dicevo prima, uno avrebbe già chiuso il negozio. Esatto, non saremmo più qui, hai ragione. Volevo chiedere, Lucio, vista insomma diciamo anche l'evoluzione del macellaio, e tu ne sei insomma la testimonianza, come si diceva prima, i pronti a cuocere sono, non so, una delle tue specialità che si trovano nella tua bottega. E il successivo passo invece alla gastronomia, invece? Allora, il successivo passo alla gastronomia è una bella risoluzione per la macelleria. Diciamo così che è stata l'evoluzione maggiore alla macelleria. Però da notare bene, e qui il Presidente mi corregga se sbaglio, i prodotti da cuocere non sono quelli a fine vita della macelleria, devono essere dei preparati per cuocere. Non so se mi spiego bene. Cioè, non è che quando hanno finito la vita in banco da macelleria passano al cotto, perché sennò abbiamo capito niente. Cioè, il cliente lo mangia, però non viene in negozio neanche se lo vai a prendere con i carabinieri, voglio dire, perché si sente se un prodotto è da buttare o pronto da cuocere, perché è fatto per cuocere. È un po' diversa la cosa. E appunto si vede benissimo le macellerie che fanno il cotto e fanno il preparato per cuocere, che continuano a lavorare e continuano ad avere clientela e continuano ad incrementarla e continuano a lavorare. E quelli che hanno capito che non hanno capito che il cotto non è il salva tutto della macelleria, e quelli vedi che chiudono oppure lavorano meno. Ecco, questo in sostanza la mia idea del cotto in macelleria. Io volevo un attimino lasciare la parola adesso a Gianpietro Frescura, che intravedo nella webcam, che è il nostro, diciamo, coordinatore regionale del settore della ristorazione, perché ho visto nella chat, quindi è il nostro esperto di ristorazione di ENAIP, che voleva fare delle considerazioni, quindi gli lascio volentieri la parola. Allora, intanto saluto Davide, carissimo amico. E io volevo adesso scappo alla lacrimuccia, perché io ho cominciato a lavorare nella ristorazione nel 78, nel 79 ero Venezia al Gritti e nella carta c'erano animelle, cervella e fegato. Cose che non si trovano più per motivi X, diciamo, no? Però erano piatti che facevano parte della tradizione gastronomica. Le animelle fritte, il cervella o il fegato, burro e saglia era uno dei piatti che andava di più. E io volevo solo dire due cose velocissime, ma la prima è che noi comunque, al di là di tutto, siamo fortunati perché in Italia abbiamo un sistema di tracciabilità, di qualità, diciamo così, riconosciuta, certificata, eccetera, che in altri paesi non c'è. Se pensiamo all'America piuttosto che a altri paesi, extra UE anche, o anche UE, ma insomma, voglio dire, noi abbiamo la fortuna di avere proprio una filiera che predilige l'allevamento. Quello su cui dobbiamo lavorare, secondo me, è il fatto che la carne di qualità ha un prezzo, costa. Lì non possiamo, perché abbiamo fatto un periodo in cui abbiamo, anch'io inconsciamente magari, allevato i figli a cotolette di quelle fatte con l'estratto di carne, non con la carne. Quindi lì dobbiamo recuperare questo gap, dobbiamo far capire, mangia un po' meno carne ma mangia la buona, perché altrimenti corriamo il rischio veramente che non c'è competizione con la grande distribuzione che ti vende le cotolette grandi come le orecchie dell'elefante a 2,50 €. Insomma, voglio dire,
dove però la carne è estratto di carne. Quindi su questo noi dobbiamo veramente lavorare sull'educazione al gusto. Dobbiamo comparare già da quando arrivano a scuola, da quando ci arrivano lì, dobbiamo mettergli davanti due esempi. Assaggiane uno e assaggia l'altro. Magari subito no, ma nel momento in cui avranno la possibilità di scegliere, probabilmente sceglieranno il prodotto di qualità. E questo bisogna che lì lavoriamo tutti in quella direzione, insomma. Volevo un attimino sentire anche di nuovo Davide cosa ne pensava rispetto a alle ultime riflessioni che sono state fatte sia dal mondo della macelleria, quindi Lucio e il dottor Arosio, ma anche poi da Gianpietro, che esistano anche dei tagli cosiddetti forse meno nobili. Sì, ma meno nobili perché lo decidiamo noi che sono meno nobili, ma non è mica tanto vero. E proprio si parlava tempo fa che sono entrato in un supermercato di turno e controllando il banco di macelleria, soprattutto le confezioni pronte che poi le persone con il poco tempo che hanno si portano via, ho visto 4 metri di carne di maiale, 3,5 metri di carne di manzo e 20 centimetri per pollo diciamo faraone, conigli, anitre, tagli minori, soprattutto differenti carni. Io penso che qui invece c'è da intervenire, perché se il manzo ha avuto una riscoperta paurosa, diciamo che invece gli altri tagli e le carni, diciamo, ritenute diverse o che si mangiano poco, vanno sicuramente riscoperte, anche perché abbiamo dei dati qui in Veneto per la carne di coniglio, siamo bravissimi allevatori, ma poi non solo, se andiamo in qualche ristorante storico, trovavamo addirittura, e fa parte sempre della macelleria, tutta la parte, diciamo, delle anetre, noi le chiamavamo così, i ciossi, le asia, le sassegne, tutti altri tipi di animali selvatici che possono essere comunque consumati e che ci fanno molto piacere. Io sfido chiunque stasera andare a fare un giro e trovare sicuramente un'anitra cotta bene, un coniglio cotto bene nelle nostre vicinanze, se si fa fatica, perché i menù fotocopia che vengono dalla parte nostra dei cuochi sono ormai a bizzeffe, troviamo solo menù fotocopia in giro. Invece ha ragione benissimo quello che diceva prima Gianpietro, che purtroppo una volta non era così. Dunque la responsabilità anche da noi cuochi, ma anche assieme ai macellai, di consigliare la gente, di metterla anche di fronte che se mangiamo una carne di coniglio magari ci fa pure bene, ok? Non che ci faccia male l'altra, ma il cambiare, il variare, io penso sia la cosa migliore attualmente da attuare. E questo però va invogliata la gente e chi ci comunica, soprattutto il macellaio prima di tutto. Poi anche noi con un menù comunico con il cliente, col mio ospite. Però sappiamo che se già a casa i nostri ospiti sono abituati a mangiare carni diverse, sicuramente quando arriveranno anche in ristorante pretenderanno sicuramente la carne che è cotta meglio di casa. Io penso sia questo. Poi girando il mondo vedo spesso e volentieri come valorizzano, ogni posto che vai valorizzano appunto non solo il manzo, che a volte è la carne cara, una carne cara che costa tanto, e lasciamo perdere il pollo, però dico qui in Veneto faraone, conigli e quant'altro ne abbiamo di carne da adoperare e di lavorare la fantasia. Tra l'altro ricordiamo che anche la carne d'anatra, si fanno dei prosciutti che sono eccezionali e il petto d'anatra penso sia uno dei più bei piatti della cultura europea in giro, però effettivamente si trova anche poco in giro, fa fatica a vendere. Bisogna incentivare, io dico che bisogna incentivare e fare formazione anche al cliente che viene. Noi la facciamo ai nostri ragazzi e poi i ragazzi la faranno anche loro ai propri clienti. Penso che sia un passaggio un passaggio di cultura, anche questo soprattutto, e di emozioni, perché mangiare una bistecca di manzo e mangiare un petto d'anatra siamo lontani mani in luce. Però è anche vero che cucinare l'anatra non è come cucinare una bistecca, a volte ci vuole un po' di preparazione in più. Allora, sì, se posso fare 2 parole solo di saluto, ecco, non voglio rubare tempo a nessuno, anche perché ormai sono già le 6:15 quasi. Io sono, prima cosa che posso dire, intanto di ringraziarvi tutti, ringraziare l'assessore Donazzan, ringraziare Giorgio Sbrissa, Nicola Bettin, Davide Saretto,
Lucio Giuliano, che non solo è un gran macellaio, ma è anche un consigliere della nostra associazione Macellai di Padova, per cui insomma rappresenta anche istituzionalmente in questo momento l'associazione insieme al sottoscritto. Ecco, la cosa che mi rende più orgoglioso della scuola che siamo riusciti a fare, a mettere in piedi con ENAIP un bel po' di anni fa, è semplicemente un sogno realizzato, il sogno di mio padre, perché io modestamente lo posso dire, sono preso un po' in prestito la categoria, io mi occupo di conti, di numeri, sono revisore legale, per cui insomma, però ho comunque ereditato questa passione per la categoria, tant'è che appunto mio padre era macellaio, è in pensione, mio nonno era macellaio, quindi faccio parte di una generazione insomma di macellai. E la cosa appunto che mi rende più orgoglioso è stata quella di vedere, di riuscire a realizzare il sogno anche di chi mi ha preceduto, che magari per vicissitudini di vario tipo non è riuscito a mettere in piedi una scuola per macellai sognata da 30, 40 anni, 50 anni se vogliamo. Ecco. Questo mi rende particolarmente orgoglioso di essere riuscito a mettere in piedi quello che mio padre o chi mi ha preceduto insomma, non è riuscito a fare. Ecco, sono molto contento di questo. E saluto tutti. Bravo Damiano. Grazie. Grazie Damiano. Grazie allora, a tutti. Grazie a tutti. Arrivederci allora. Ciao, ciao. Ciao Damiano. Saluti, ciao, grazie mille. Ciao. Ciao. Bene. Io direi che insomma siamo un po' agli sgoccioli perché siamo qui da un'ora abbondante. Io prima di salutarvi e prima di lasciare magari a Davide e a Lucio l'ultimo passaggio, volevo ricordare che noi come ENAIP sulla macelleria appunto abbiamo in programma a breve l'avvio della nona edizione del corso di qualifica perché siamo proprio addirittura d'arrivo per partire. E quindi chi è interessato ai nostri riferimenti per potersi diciamo contattare e vedere se e poi formalizzare l'iscrizione. Poi abbiamo anche, come si diceva prima, l'idea di non fare solo il corso a qualifica, ma di fare anche dei corsi di formazione e di aggiornamento per chi già lavora nella macelleria, sia per chi è macellaio, perché come diceva prima anche Lucio, è necessario che il macellaio si aggiorni, ma anche per chi, invece in questo caso mi rivolgo più a Davide, per chi invece è già nel mondo della ristorazione, perché imparare a trattare bene la carne è fondamentale per aumentare la qualità del servizio che la ristorazione può dare. Quindi vi lascio questi due input finali prima di passare, diciamo, ai saluti. Vorrei intervenire su un attimo su un aggettivo che hai usato adesso, Nicola, tu. E hai detto due parole che sono proprio la sintesi, il sunto del nostro lavoro. Il trattare bene la carne. Cioè, noi quando lavoriamo la carne pensiamo di trattarla bene, perché ovviamente stiamo trattando un alimento e se viene trattato bene e se viene presentato bene, sicuramente è buono, perché il primo impatto è quello visivo, cioè se e mi spiace che il Presidente ci abbia lasciato, ma il porre anche, come diceva Davide prima, i nuovi, non nuovi, ma altre tipologie di carne, devi aiutare il cliente a farle apprezzare, ma devi darli, preparargliela bene in maniera che la massaia o chi deve cuocerla non deve trovarsi in difficoltà quando è in casa, perché noi abbiamo delle attrezzature, i cuochi hanno delle attrezzature, ma in casa i coltelli sono quelli che sono, il posto è quello che è. Di conseguenza noi in macelleria dobbiamo immedesimarsi su quello che sarà il prodotto cotto e come sarà servito. Dunque
non devono essere né pezzi troppo grandi né pezzi troppo piccoli, deve essere già, i pezzi devono essere già tagliati, non devi mettere in difficoltà chi deve servirlo, perché e quando apre il pacchetto la signora che lo porta a casa deve trovarlo già bello, perché se lo trova, se lo vede bello, sicuramente quello è buono. E qui Davide può dirmi se quando un piatto che viene fuori dalla cucina è buttato là, se è buono, anche se è strabuono, o se è presentato bene e che è un, diciamo così, abbastanza buono, se non è eccellente. Beh, Lucio, i piatti per noi sono biglietti da visita, cioè, non dimentichiamoci mai che noi purtroppo, cioè, tanti cuochi possono dire quello che vogliono, possono presentare in televisione quello che vogliono, ma in realtà poi noi non possiamo bluffare all'ultimo momento perché verremo smascherati subito, ecco. Ma mi ricollego a quello che hai detto a proposito della formazione e del trattamento delle carni. Allora, tu dici trattata bene, io dico anche mangiata tutta. Mi ricollego sempre a quello che ci diceva Gianpietro, cioè riuscire a utilizzare veramente tutta la carne, ok? Avere le preparazioni in cui la mucca, la vacca o qualsiasi animale possiamo, come facevano prima, come che abbiamo un po' dimenticato noi cuochi, usarla a 360 gradi. Porto l'estremo, con le ossa bisogna ritornare a fare i fondi, a non comprare più i preparati, i famosi dadi glutamati, come chiamavano noi. Una volta se li facevano, lo so che porta via tempo, però come si diceva prima, un piatto fatto come si deve fa la differenza. E poi se il nostro cliente ci mette la bocca, prende il palato, non si torna più indietro. Io penso che questo sia sacrosanto. E poi ricordiamo che se presentiamo, cioè se riusciamo a prendere tutte le parti e trovargli un ruolo, per un ristorante la parola economia è la parola food cost, e questo lo impariamo solo se noi cuochi veniamo alla scuola ad imparare bene come si fa, perché ricordo la prima volta che ho disossato un prosciutto crudo è stato più la carne vicino all'osso che quello che poi ho mangiato. Sono passati 25 anni, però sono cose che poi invece vanno sempre tenute in considerazione e mai dimenticate. E chi non le sa fare, soprattutto i cuochi giovani, adesso non dico per colpa loro, per colpa di qualcuno, il mondo è così, siamo sulle cucine con sempre, cioè la brigata non esiste più, dunque di conseguenza tempo ce n'è poco, però dico formiamoci perché poi i frutti arrivano e passano attraverso la formazione. Logicamente voi avete questo mestiere da tanto tempo, noi abbiamo la fortuna di avervi un po' tutti con noi, tra stage, tra insegnanti e docenti. Io penso che questo sia un motivo buono per venire, cioè, i cuochi, le persone normali, venire a scuola un'altra volta. Poi a scuola ci si diverte. Io dico che in un laboratorio una persona ci si diverte, impara cose nuove, vede cose nuove, e poi dico magari faremo anche qualche lezione su qualche cottura diversa, metodo di cottura diverso, perché anche per il pronto cuoci o addirittura, come dicevi te, sul già pronto, sul cucinato, possiamo trovare in mercato ormai nuove tecnologie che ci aiutano, e nella scuola noi le abbiamo già, dunque avere la possibilità di avere anche un macellaio che è formato nel 20%, diciamo, verso la cucina, verso il cotto, verso la gastronomia, che aiuterà sicuramente anche l'ambiente di macelleria. Ne conosciamo tanti che hanno aperto la famosa macelleria con il reparto di cucina. Tempo fa in una rivista autorevole di cucina, 2 ragazzi di Bari, proprio a Milano, mi dispiace che a me il presidente sia andato via, in tempo di Covid ha assunto, in piena crisi Covid, 6 persone. Perché? Perché una macelleria legata al cotto ha sicuramente avuto un'espansione e un incremento di clienti paurosi, e questo ha creato nuovi posti di lavoro, ha creato nuove emozioni alla gente. Erano ragazzi giovani, dunque tutto passa, dico, forse i giovani sono quelli che sicuramente, come dicevi te, lasciamo spazio ai giovani e gli insegniamo la via giusta, che non è appunto quella della chimica, ma di riscoprire le varie tecniche che abbiamo. Guardate, lo dico sempre, qua c'è un libro di cucina italiana, non c'è una fotografia, è un libro vecchissimo del 1967. Abbiamo cucina veneta per 1200 pagine. Dunque dico, se passa attraverso qui, penso la situazione. No. Bene. Beh, l'ultima cosa, poi mentre parlava Davide mi è venuto in mente che nel nostro laboratorio c'è anche poi
proprio la parte di cucina, nel senso che il laboratorio di macelleria ha proprio l'angolo in cui ogni lunedì, Damiano mi confermerà, perché poi ogni lunedì viene fatto proprio la cottura della carne, che è proprio, diciamo, il corso classico nostro a lezione dal lunedì al giovedì, però il lunedì è il giorno destinato alla cottura e quindi anche a come viene trattata la carne che la settimana prima è stata preparata, no? Io ringrazio tutti perché, insomma, abbiamo finito, siamo andati un po' oltre, ma insomma, con piacere. Abbiamo avuto, insomma, un webinar a più voci con tante persone, tanti punti di vista e tanti spunti, spero, interessanti. Spero di rivedervi al più presto e per chi lo desidera spero di rivedervi in classe, perché siamo pronti noi per ripartire con la nona edizione del corso di macelleria. Cola, scusami. Posso aggiungere? Ecco, certo. Io ringrazio tanto i due docenti, i signori docenti, insomma, che hanno illustrato brillantemente, più che brillantemente, le loro tesi. In particolare, qua consentitemi, gioco in casa Lucio Zulian, perché insomma, ecco, tengo per il macellaio, ma ovviamente porto rispetto per il cuoco, ci mancherebbe. Ecco, porto i saluti del presidente Tiziano Nogato, presidente di Erite, ecco, che per impegni di lavoro non ha potuto anche lui magari dare un saluto, ecco, ci tenevo a dirlo, altrimenti poi mi prendo il rimprovero. Ecco. Saluti a tutti. Grazie. Ciao. Saluti. Buona serata a tutti, grazie a tutti. Grazie a voi. Grazie a tutti. Ciao.